Benvenuti amici ed amiche che amano il calcio giocato, che amano parlare di calcio dilettantistico e soprattutto che non vedono l'ora di poter osservare sotto la lente di ingrandimento chi questa categoria la compone. Stiamo parlando di giocatori ed allenatori. Oggi in realtà l'allenatore che dovrebbe essere al mio fianco non c'è, però abbiamo sempre i giocatori ospiti, ma soprattutto alla mia destra abbiamo chi mi accompagna come sempre e perciò salutiamo Jacopo il regista. Ciao Jacopo. Ciao Nicola, tutto bene? buonasera, tutto bene? Hai cambiato la routine, l'intro della Hai visto? trasmissione? Ho dato qualcosa di diverso. Hai messo la quinta, ho dato qualcosa di diverso. Mi è piaciuto. Sì. Poi oggi la puntata che non c'è il mister, perciò state collegati perché arriveranno grandi aneddoti sul calcio giocato, calcio bailado. Vabbè. Sì. Cosa c'è? Un Nicola Show oggi facciamo? Guarda, potrebbe. Ma poi non li preparo questi, perciò in base a Certo. come vanno vengono e Certo. li dico. Ed è un problema. Infatti è proprio quello il problema. Tendenzialmente iniziamo a dire quelli che saranno i nostri due ospiti. Intanto saluto come sempre la chat, chi ci segue, chi ci guarda. Come sempre ricordo di seguire BPTV, di mettere like, condividere la puntata. Ma andiamo a dire quelli che saranno i nostri ospiti. Coppia di classe 98, coppia di calciatori che ha già giocato nei professionisti. Uno arriva dal girone D. Parliamo dell'esterno della Pro Palazzolo, stiamo parlando di Mattioli, e invece il secondo è Riccardo Leoni dell'Oltrepo, che ha chiuso la saracinesca dei biancorossi visto i risultati delle ultime settimane. Io direi però di partire subito dalla classifica, cioè quella del nostro primo ospite, di conseguenza Mattioli e di conseguenza girone D. Andiamo con la lettura della classifica, dove troviamo il Desenzano in testa a quota 49, il Lentigione quota 48, Pistoiese 46, Prosesto 43, Piacenza 42, Cittadella Vis Modena 36, Pro Palazzolo 33, Rovato Vertovese 32, San Giuliano City 31 nonostante 3 punti di penalizzazione, Crema 28, Progresso 26, Sant'Angelo 24, Sasso Marconi 22, Correggese 20, Imolese 20, Trevigliese 16 e chiudono poi le due che al momento sarebbero retrocesse, perciò Tropical Coreano con 15 e Tuttocoio 16, anche se il Tropical Coreano vivissimo visto che ha battuto proprio la Trevigliese in uno scontro diretto al cardiopalma, possiamo dire. Di conseguenza il nostro regista settimana scorsa mi ha sorpreso con delle domande a sorpresa e io gioco la stessa carta. Infatti oggi il regista non lo sapeva, io me ne sono sorpresa preparato. veramente sono a sorpresa. Sono a sorpresa contro tutte e tutti. E allora io ti farò la prima. Il Desenzano dopo una lunghissima rincorsa è finalmente arrivato al primo posto in classifica. Come abbiamo detto anche lunedì, non è mai stato così avanti in classifica in tutte le varie stagioni, in quelle 6-7 stagioni in cui è iniziato questo nuovo progetto, a questo punto del campionato. Ora ti chiedo se effettivamente il Desenzano è abbastanza maturo per gestire questa prima posizione, se il calcio di Gabur è maturo, i giocatori sono maturi e sono pronti, anche se poi dietro invece ci sono dei top club che sappiamo avere la spinta non solo di grandi giocatori che cercano di raggiungere l'obiettivo, ma anche di un pubblico incredibile. Allora, la mia risposta è che è diverso essere primi e rincorrere. Poi chiaramente in realtà il Desenzano sta facendo un filotto importante da tanto e è constatato il fatto che stia facendo una stagione importante per vincere il campionato, però comunque poi sai, rimanere lì primo e poi arrivarci un conto, rimanerci lo sappiamo bene che può cambiare le pressioni, le carte, può cambiare tutto. Perciò il tuo non sai ancora se ci rimane o meno. No, io ti dico che penso di sì, ok? Però non è così scontato come può sembrare guardando le ultime 10 giornate. No, ecco, questo... anche che poi la Pistoiese alla fine ormai praticamente il percorso è uguale, togli lo scontro diretto. Che esatto, è a distanza comunque di 3 punti. Quindi... infatti. E allora a questo punto ti chiedo anche, visto che stiamo parlando delle prime, qual è la torta, la celebre torta in percentuali della vittoria, della candidata alla vittoria finale? Bella, io ti dico 33%, allora no, perché c'è un 1% in più. Facciamo 34% Desenzano, 33 Lentigione, 33 Pistoiese, io ti dico. Così la tanto ancora dai fiducia al Lentigione, anche se... Sì, perché secondo me è una situazione che cambierà tanto da questa domenica, chiaramente dallo scontro diretto. Però ad oggi, prima della partita, il Lentigione ha tante possibilità quante il Desenzano e quante la Pistoiese. Che a proposito di scontro diretto, il Desenzano, perché
cerchiamo anche di dare informazione, ecco, a tutti gli effetti, e il Desenzano ha annunciato proprio nelle ultime ore la mancanza di Brighenti, che non so se ha finito la stagione, comunque si è fatto male seriamente, perciò sarà fuori per diverso tempo. Poi il Desenzano sappiamo che come sempre ci mette più o meno 15 minuti per sostituire un giocatore che si fa male, e ha comprato Luca Gagliano, centravanti, che ha sempre giocato nel professionismo, tra i professionisti, e in carriera ha 228 presenze nei vari campionati, 56 reti, perciò grandi numeri, soprattutto in Serie D, classe 2000, ma non so se tu lo sai Jacopo, ti ricordi quando la Juve aveva vinto già lo scudetto l'anno del Covid, in cui era ricominciato il campionato e si giocava ad agosto praticamente, e le ultime partite erano state tra fine di luglio e i primi di agosto, e c'era stato Cagliari-Juve, vittoria 2-1, 2-0 per il Cagliari. Lui ha fatto gol e assist. Pensa un po'. In Serie A, perciò non hanno preso un pirla, possiamo dire. No, possiamo dirlo a tutti gli effetti. Ecco, un'altra cosa che cambia sicuramente il Desenzano prima di oggi e dopo di oggi è appunto anche l'infortunio di Brighenti, che comunque stava facendo una stagione incredibile. Era stata, sì. Si può dire, non so se è brutto a dire perché comunque è un giocatore d'esperienza, però sembra un po' la situazione dell'ultimo canto del cigno, perché effettivamente una stagione del genere da un giocatore comunque è in avanti anche con l'età, è una stagione che in pochi secondo me si aspettavano, dopo l'anno scorso, che è vero ha fatto anche l'anno scorso una gran stagione col Chievo, però 6 gol aveva fatto, cioè quest'anno era già poi 13. Quello che volevo aggiungere è il fatto che poi un giocatore in realtà può anche fare una grandissima stagione e non mettere a referto magari un grande numero di gol, però quest'anno Brighenti stava facendo segnare sul tabellino il suo cognome molto spesso. Ha rubato il posto a Cardella, cioè nel senso, certo, abbiamo visto che anche come sta rendendo tuttora il centravanti. E invece in aggiunta ti chiedo anche le percentuali della retrocessione. E ora però non devi farmi la torta, ma io ti dico semplicemente il nome delle squadre, tu mi dici quant'è la possibilità che l'anno prossimo non le vedremo in Serie D. Partiamo con tutto cuoio. 100%. 100%. Io me ne segno anche. E le mettiamo. Tropical Coreano. Tropical Coreano, io dico facciamo 85%, dai. 85%. Sì. Trevigliese. Trevigliese ti dico anche qua una bella percentuale 75%. Ci sta. Poi abbiamo la Correggese. Per me la Correggese in realtà poche, 20%. Condivido. E il Sant'Angelo. Ad oggi ancora poche, ma che potrebbero salire, diciamo, azioni da tenere sotto controllo. No, dai, ad oggi ti dico anche qua sì, un 10-15%. Ok. Beh, comunque anch'io condivido per la maggior parte dei casi, perché effettivamente sono d'accordo sulla possibilità che si possa aprire una forbice da un momento all'altro nel girone. Vedo delle disparità abbastanza nette secondo me tra i varie squadre. Credo che la Correggese, invece, che è l'unica invischiata lì in questa situazione, si possa realizzare senza grossi problemi, ma dimostrano anche le operazioni, visto che, parlando sempre di mercato, hanno annunciato il bomber ex Cittadella Vismodena formato, che è un centravanti che possiamo dire che è una sicurezza. Diciamo che le intenzioni una sicurezza, sì. di cambiare passo ci sono. No, infatti, un giocatore di assoluto spessore. Mettiamo da parte le tue domande, almeno sul girone D le mettiamo da parte, poi torneremo col girone B. No, scusa, ne aggiungo solo una, perché tanto la realtà è che poi erano molto simili, erano sul Desenzano, Lentigione, e ti aggiungo questa qua, dato che mi hai fatto sulla salvezza. Questo weekend che arriva ci sarà Correggese Imolese. Pensi che no, scusami, volevo dire, ci sarà Correggese Imolese. Se tu fossi l'allenatore della Correggese o dell'Imolese, giocheresti a tutto per vincere, o un pareggio forse non ti andrebbe così male? Se sono il mister dell'Imolese mi va bene anche il pareggio, se sono il mister della Correggese cerco di vincere. Ok, quindi differenzi la situazione. Perché è una squadra, cioè la Correggese è una squadra che può vincere la partita per valori, parte un passo avanti, può vincere la partita senza problemi, di conseguenza credo che se sono in mister della Correggese la preparo per vincere, ma anche quello di Imolese sicuramente la prepara per vincere. Però se dovesse finire 1-1, tra quello più triste, secondo me 3-2 sarà sicuramente il mister della Correggese, a discapito di come poi possa andare la partita. Ecco, magari 1-1 in 9 contro 11 felice lo stesso. Anche perché chiaramente sono tutte e due a 20, guarda, ti mando la classifica, sono tutte e due a 20 punti, Correggese e Imolese, e c'è il Sasso Marconi che gioca contro la Prosesto, quindi difficilmente farà punti, farà punti. Magari poi li farà, ma nel senso sulla carta potrebbe non farli, e quindi potrebbero addirittura fare i punti che gli permetterebbero di scavalcare
fondamentali. E attaccarsi poi al treno Sant'Angelo Progresso. Sì, no, infatti, secondo me la Correggese, l'ho detto, ha fatto investimenti, spese, sta continuando per un campionato di tutt'altra dimensione, di conseguenza, ripeto, credo sia solo questione di tempo, e con l'Imolese però ha, diciamo, una partita che non dico un match point, ma è un passo fondamentale della sua stagione dal mio punto di vista. Invece ci iniziamo ad entrare, perché abbiamo anche i nostri soliti focus di primissimo livello, e il nostro focus oggi si focalizza su quelli che sono i match winner, perciò i giocatori più importanti prima del girone D, poi del girone B. Andremo a vedere quelli che con le loro reti effettivamente fanno la differenza, perché la loro rete vale 3 punti. Andiamo con la grafica. Sul girone D partiamo, sì, chiaramente. Girone D. Ovviamente. Ok, eccola qua. In pole position abbiamo Anthony Minessi, dove praticamente più del 50% dei suoi gol sono decisivi, perché 9 reti e 5 sono dei game winner. Uguale anche per D'Agostino del Piacenza, con 9 reti e 5 decisive. Russo della Pistoiese, che secondo me è passami il termine, il più decisivo, perché comunque gli assist non fanno parte di questa statistica, ma penso all'assist che ha fatto domenica per Rizk, e alla fine vale a tutti gli effetti, secondo me è un game winner, ecco, nel senso è una palla da appoggiare, poi è stato bravissimo anche Rizk a appoggiarla bene di testa, però è uno dei giocatori, se non il più poco ci manca, secondo me probabilmente il più decisivo per questa parte di stagione, e fino ad adesso. Poi abbiamo Busatto, che anche lui credo abbia rivoluzionato l'annata insieme a Mister Sesto. C'è da dire la realtà che da quando è arrivato Mister Sesto ha messo la chiesa al centro del villaggio, ma Busatto mette la palla dentro la porta, di conseguenza ognuno fa il suo. Da una grande mano. No, anche lui il 50% di media, 8 reti, poi se pensiamo che è arrivato a novembre sono dei numeri, cioè, clamorosi, perché infatti secondo me in realtà la gara con Russo di turno per il più decisivo, secondo me Busatto. Poi chiaramente competono un po' per un campionato diverso, quindi il peso di un game winner di uno rispetto a quello dell'altro infatti. pesa diversamente. Però Busatto, secondo me anche lui sta facendo una stagione incredibile, se lo gode molto volentieri, da quello che credo. Il presidente è sicuramente felice, il presidente Luce, anche perché l'aveva detto anche proprio in trasmissione che lo stava cercando in tutti i modi. Poi anche Banfi, sempre anche lui grande stagione per il momento, e game winner importanti, decisivi. Ricordo quello all'ultimo minuto, se non sbaglio, proprio con la Pro Palazzolo, il tiro da fuori, il tiro della domenica, che gli era uscito con una deviazione, però comunque, cioè, gol decisivo, ma proprio sotto tutti i punti di vista, perché è arrivato all'ultimo secondo della partita. Sì. Anche un rigore al 90° con la Correggese. Sì, no, vabbè, ma con la Correggese aveva tirato lui o Maspero? No, mi sembra che aveva tirato lui. E poi vabbè, Brighenti, che l'abbiamo detto prima, sta facendo una grandissima stagione. Numero che sorprende anche quello di Battistello, perché 6 reti, ma sono 4 decisive, perciò è una media altissima. Poi si scende con Marra, Fenotti e anche Mascanzoni, scusate. E ho avuto un attimo di... Comunque, paradossalmente, lo schermo qua è peggio che là. Non so per quale motivo, si vede, non so, vabbè. Oggi non ho neanche la controparte che mi possa dire, mi possa salvare in queste situazioni. Niente, mettiamo da parte anche questa classifica dei giocatori decisivi e iniziamo a introdurre quello che è il nostro primo ospite. Andiamo a prendere i numeri di un calciatore che è arrivato in Serie D tra i dilettanti nel corso della passata stagione, Alessandro Mattioli, uno dei grandi colpi, uno degli ultimi grandi colpi della Pro Palazzolo, si può dire. Classe 1998, abbiamo detto, 21 presenze, 2 gol, 4 assist, il 91% dei minuti giocati, è senza ombra di dubbio uno dei trascinatori in corso di questa stagione della squadra, che era di Mister D, ora di Mister Bono, e allo stesso tempo devo anche dire che è anche stato proprio osservato a Mister Didu quando è passato al Chievo. C'è stata la notizia con lui, Pinardi, era tra quei giocatori comunque che era propenso, o comunque si diceva che era stato messo sotto osservazione dal suo mister proprio per il viaggio inverso, seguire il tecnico. Andiamo anche a prendere i numeri nel dettaglio. Sì, anche perché, scusami, no, perché è chiaramente un giocatore che poi per le sue caratteristiche è di fondamentale importanza per la tipologia di idea di calcio che fa. Sì, no, infatti, perché poi il quinto era un po', diciamo che quest'anno si è ritrovato ad essere quello che era Boschetti l'anno prima,
senza Esatto. ombra di dubbio. Cioè, un giocatore che mette tanti palloni in mezzo, sempre presente in fase offensiva, fa le due fasi perfettamente, e poi vabbè, un giocatore che veramente ha giocato più di 30 presenze in Serie B e le ha giocate 2 anni fa, perciò nel senso è un giocatore ancora pieno della sua carriera e lo dà a dimostrare. I numeri ce li ho dietro. Ce l'hai dietro, esatto. Se Mi vuoi giro? si giri Mi giro. pure, Guarda, faccio dottor anche questo Badursi. passo. Là. Si giri pure. I numeri nel dettaglio, perché è primo per cross nel girone D, 86 totali, superato proprio questo weekend Casa, che ricordiamo abbiamo avuto qua in trasmissione come l'abbiamo già augurato, ma continuiamo a augurargli un buon recupero, un buon rientro, visto che è ancora fuori per più di qualche mese, credo, visto che era un infortunio abbastanza serio. Possiamo anche dire che è secondo per media cross per partita, sono 5 i palloni messi in mezzo per partita, e anche perché batte tutto praticamente. Ho notato, batte piazzati, angoli, punizioni, come è giusto che sia, perché ogni punizione è pericolosa. Ed è sesto per accuratezza cross, il 40,7%, e questo dato secondo me è sempre molto impressionante, soprattutto in proporzione a quanto crossa il giocatore, perché effettivamente cioè, è un giocatore che di media va a mettere tanti palloni ogni partita in una posizione del campo anche scomodo, in cui tendenzialmente il cross che fai non è sempre il più pulito, o battendo piazzati, comunque battendo calci d'angolo. Sono situazioni in cui l'area di rigore è confusionaria, è piena di appunto tante maglie, diventa sempre più difficile mettere un pallone giusto al centro dell'area di rigore, e perciò dà ancora più merito questo dato secondo me della precisione, anche perché sopra di lui c'erano praticamente solo trequartisti, partendo certo. da Agostino, Russo, secondo punti, trequartisti esterni, Stefanoni, ricordo, Sì, e però... allo stesso tempo l'ultimo è decimo per assist nel girone D con 4 assist, e alcuni potranno dire vabbè, non è decimo, comunque invece è un gran dato perché è il primo dei difensori assieme ad Arpino, che sta facendo una stagione clamorosa da un punto di vista offensivo, Certo. però è il primo dei difensori, di conseguenza dà ancora più merito ai suoi numeri. Volevo aggiungere la questione della percentuale dei cross. Chiaramente, essendo il primo nella classifica per numero di cross fatti, rende il dato ancora più forte, perché se hai Infatti. un'alta percentuale, chiaramente con un minor numero di cross, è un dato un po' meno veritiero. Invece chiaramente ampliando il numero, il dato della percentuale diventa un dato più reale. Stiamo esplicitamente dicendo che se crossi poco ti può anche andare di fortuna, una buona in mezzo la metti. Però se sei il primo del girone per i numeri infatti. cross che fai e hai una percentuale alta, significa che forse i cross li sai fare. Qualcosa la sai combinare. Esatto. E poi anche secondo, questo è un dato, una piccola statistica, è secondo per numeri di cross arrivati sulla fascia destra. 4,25 per partita, e appunto prima solo Casa, sempre della Rovato Vertovese. E prima di introdurre il nostro ospite abbiamo parlato appunto di come si calciano i calci piazzati, ma andiamo a vedere come i palloni arrivano al centro della rigore, arrivano perfetti tendenzialmente, e lo vediamo qua con questi video. Anche qua uno dei 4 assist messi a referto nel corso di questa stagione. Questo secondo me è l'assist, cioè quando fai un assist così tu sei contento, però ti rimane ancora di più per quello che è arrivato il gol. Questo però è il gol, infatti, ho detto una cagata, scusatemi. Questo è uno dei 2 gol che ha fatto. Poi arriva l'assist che è simile, però per Minessi, che è la stessa porta, e quando fai questa assist tu, Jacopo, io non so se tua memoria, tu mi hai fatto un assist del genere. Ma un assist può essere, ma questo gol sicuramente no. Però comunque il +1 fatto così è più bello. Certo, assolutamente. Non ce l'hai a memoria tu un assist così? Assolutamente no. No, io assist pochi in carriera, perciò... Bello, tu sei uno che preferiva fare l'assist? Ma in realtà sono uno che gol pochi. Non sono uno che beccava tanto la porta in realtà, sì. Quindi sì, più facile l'assist. Vabbè, poi giocando esterno, mettevo la palla in mezzo. Eri uno di quello che ogni tanto un cross buono ti può andare bene, o eri più uno di quelli? No, ogni tanto può andare bene. Di solito non arrivavo neanche a crossare, perdevo l'1 contro 1. Detto questo, possiamo introdurre il nostro primo ospite. Stiamo parlando di Alessandro Mattioli. Ciao Alessandro, come va? Tutto bene? Ciao, buonasera, tutto bene, grazie. Benvenuto sugli schermi di BPTV. Ti chiedo se puoi mettere il telefono in orizzontale. Sì.
Grazie mille, grazie mille. Partiamo subito da questa domenica, dove è arrivato la seconda rete della tua stagione, ma soprattutto Sì. il ritorno alla vittoria che mancava da 4 giornate, se non erro, più precisamente alla sfida contro il Tropical Coreano, 3-2, sempre stesso risultato, sempre fuori casa. E ti chiedo se può essere anche una scossa poi per riavviare un campionato che in questo istante rischia di vivere un momento di appannamento, perché la distanza ai playoff è abbastanza, ma anche siete in una posizione molto tranquilla rispetto anche a quella play-out. Sì, no, era molto importante tornare alla vittoria dopo, come dicevi, quattro partite senza successo e siamo stati bravi in un campo non facile a portare a casa i 3 punti e deve essere un punto di partenza per continuare il nostro percorso e cercare di migliorare il trend dell'ultimo periodo. E poi appunto soffermandomi a una scossa che senza ombra di dubbio ha inficiato nell'ambiente, è arrivato il secondo di Mister Didu, ma chiedo come il gruppo ha preso l'addio del tecnico, perché poi penso tu sia il primo tesserato che viene sugli schermi da quando se n'è andato Mister Didu, perciò siamo anche curiosi. Ah, sì, è stato, non ce l'aspettavamo perché è stata una cosa così da un momento all'altro, la partenza del mister, però ci siamo messi subito a disposizione di mister Bono e seguiamo le sue indicazioni, lo conosciamo perché è sempre stato con noi e appunto faceva il vice di Didu e cerchiamo di seguirlo in tutto e per tutto e niente, ci troviamo bene. Ha portato delle novità tattiche oppure comunque si ispira molto al calcio che avevate improntato anche ad inizio stagione, perciò segue le indicazioni di quelle che erano inizialmente indicazioni di Mister Didu? Ma siamo rimasti su quella base lì, siccome comunque stavamo arrivando da un periodo positivo di vittorie e di forma generale della squadra e quindi anche cambiare o rivoluzionare la squadra, o sistemi di gioco, pensavo non fosse la cosa giusta. E infatti continua a portare avanti quei concetti, quelli ideali, però con le sue idee, qualcosa di diverso che ci può dare lui, ecco. Io voglio fare un altro passo indietro e ti chiedo invece, partirei dall'estate, come hai vissuto anche il ridimensionamento della società, soprattutto, e il cambiamento anche un po' di obiettivi che ha vissuto la squadra, visto che tu sei arrivato in un team che era quello dell'anno scorso, praticamente una rosa fatta per vincere e dominare il campionato o meglio rimontarlo. Esatto, sì, io ero arrivato l'anno scorso a gennaio appunto e avevamo fatto una bella scalata fino a fine stagione, peccato che siamo arrivati appena corti e niente, dopo quest'estate si è ripartiti sì con un blocco, una squadra diversa, però che si è messa a disposizione del mister, prima di due era buono e abbiamo fatto un periodo molto positivo, abbiamo avuto un po' questo calo nelle ultime giornate però sì, comunque siamo un'ottima squadra, dobbiamo cercare di continuare a lavorare nonostante quelle davanti a noi stanno tenendo un bel passo, però cercare di portare a casa più punti possibili, ecco. Ecco, hai parlato di quella che era una grande squadra l'anno scorso e che appunto è arrivata anche vicino a completare la rimonta perché poi si è arrestata praticamente sulla partita contro la Casatese Merate, quella un po', diciamo, passiamo in termini un po' quella batosta lì e ti voglio chiedere cosa è mancato secondo te nel corso della scorsa stagione per fare quel piccolo passo che alla fine è quello che serviva ancora per completare la rimonta. L'anno scorso sì è stato un peccato perché appunto io ti parlo da gennaio, hanno fatto veramente molto bene e purtroppo è che quando ci sono così tanti punti di differenza dalla prima che era l'Ospitaletto che dunque eravamo a meno 12 punti se non sbaglio e il problema è che può capitare di sbagliare una partita e dopo sono stati bravi loro comunque a non sbagliarne ulteriori e a mantenere il vantaggio, quindi era, era molto difficile, potevamo farcela, purtroppo è mancato quel qualcosina, quel pizzico lì che ci poteva portare ad agganciare la prima posizione, però è andata così.
E invece parlando sempre di Palazzolo, ti chiedo, questa è la prima esperienza del calcio dilettantistico, ma tu hai vissuto tante stagioni tra i professionisti, hai visto anche diverse società, ti chiedo se effettivamente Palazzolo, anche dal punto di vista di impianti, visto che il presidente ha ripetuto molte volte che sta lavorando anche da quel punto di vista lì, è pronta anche magari per qualche categoria in più, se si sta lavorando bene anche in quella direzione, se tu come atleta effettivamente a Palazzolo diciamo, puoi trovare un po' tutto quello che serve. No, questo è vero, lo confermo perché a Palazzolo si sta bene, c'è tutto per far bene, per lavorare e c'è un centro sportivo importante con campi d'allenamento, il campo da gara bello, la palestra, fisioterapia con fisioterapisti super disponibili e si può lavorare veramente bene e fare le cose seriamente nel modo giusto, quindi è in Serie D, però sì, è una società che non c'entra niente con la Serie D. Perfetto. E volevo chiederti, visto che hai parlato del campo bellissimo la domenica, volevo chiedere se è una cosa che avete solo voi o siete capitato di vedere da qualche altra parte, perché mi è capitato spesso, soprattutto l'anno scorso, di essere a bordo campo lì a commentare il Palazzolo. Praticamente il campo sembra quasi in conca perché sul lato si alza e infatti dà quella sensazione della palla che non esce mai perché frena quasi. E volevo chiederti se è una particolarità solo del campo di Palazzolo o anche da altre parti, se l'avete notata magari semplicemente voi, visto che tu giochi anche No, no, largo poi. questo è vero, questo è vero. C'è appena sulla fascia destra che sembra che sia, c'è appena quella conca lì, però nonostante quel difetto, ecco, comunque in generale rispetto a altri campi che puoi trovare in giro è un bel campo. Sì, 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 no, sicuramente, però pensavo, perché poi dà sempre quella sensazione la palla non esce mai e perciò soprattutto una squadra che inizia a Esatto, giocare la mette in difficoltà perché quando in passaggio, anche se un po' fuori misura, in un modo o nell'altro te la cavi sempre perché rallenta il pallone, esatto, rimane favorisce il dentro. giochista, Per favorisce i questo è il primo giochisti. per numero di cross messi nel girone, perché la palla non esce mai, e allora... Capito, esatto. E invece, parlando sempre della carriera, sei ancora, cioè sei comunque un classe 98, sei ancora giovane e credo ormai tu sia consapevole di quanto tu possa dare ancora al calcio. Hai giocato in Serie B solo qualche stagione fa e chiedo se fisicamente ed atleticamente ti senti ancora pronto per il calcio professionistico, ma anche per il doppio salto, oppure comunque, logicamente, scendendo di categoria, cambiano anche un po' i ritmi. Sì, no, beh, sicuramente i ritmi cambiano, però ovviamente l'obiettivo è quello di tornare su di categoria e spero di farlo col Palazzolo, anche se questa stagione sarà difficile, però noi lotteremo fino in fondo e l'obiettivo ovviamente è quello lì. E di questo ti chiedo anche un ricordo, diciamo, di quelle 33 presenze che hai fatto in Serie B e qual è il ricordo più, diciamo, il ricordo migliore, quello che è indimenticabile che un po' ti è rimasto. Ma sicuramente l'esordio è un momento indimenticabile, ecco, perché arrivavo da diverse stagioni in C dopo la primavera e comunque ogni estate speravo di fare il salto. L'ultima stagione arrivavo da una stagione positiva col Modena, dove avevamo una squadra forte, avevamo fatto i playoff, dove purtroppo non siamo riusciti ad arrivare in fondo e vincerli, e nonostante appunto la squadra fosse una squadra strutturata e pronta per vincere, e quindi dopo quando era arrivata la chiamata del Cittadella, ecco, in B e esordire in Serie B è un bel ricordo. Beh, sicuramente. E invece lo stadio, magari quello che ti ha colpito, di il pubblico, di calore, anche Ma magari di avversari. sì, beh, sicuramente al sud, ecco, il Palermo, al Barbera lì c'è un tifo, un calore veramente, È stato difficile. vera- veramente impressionante. Sì, lì è veramente bello, uno stadio sempre pieno, così è bellissimo. Invece, ora partiamo con quello che è uno dei nostri format, cioè le risposte secche. Sono diverse domande, la risposta appunto sarà rapida e partiamo subito con la Pro Palazzola a fine campionato arriverà? Eh, Sì. quarta, Quarta? No, è una gran rimonta, una gran rimonta. sì, sì. Quanto finisce la partita di domenica? Scusami, quando finisce la partita di domenica? Qual è il primo risultato che vedete sul telefono? Visto che l'anno scorso comunque immagino l'ospitaletto, però quest'anno, che è una situazione di classifica ibrida, diversa.
Cioè, non ho capito, scusa, non ti Quando sentivo finisce la bene. vostra partita, tolto il vostro risultato, prendete il telefono, qual è il primo risultato che vedete delle avversarie? Qual è la vostra prima avversaria, diciamo? Ah beh, ad oggi Desenzano stanno Ok, guardando, ecco, il derby infinito ormai. Esatto, sì, sì. E l'anno scorso invece era l'Ospitaletto, immagino. Beh, sì, l'ospite sempre là davanti, Ok, esatto. ok. Il tuo hobby fuori dal campo? Il mio hobby è giocare a scacchi. Ah, Wow. bello. Io non sono bravo a scacchi, per niente. Prenderò ripetizioni, magari. La squadra che ti è rimasta nel cuore? Modena. Perfetto. Invece la squadra dove vorresti giocare? Eh, ce ne sono tanti. Inter, tornare Ah, nell'Inter, ok. magari un sogno. E allo stesso tempo ti chiedo, ti è rimasta nel cuore il Modena, ma ho visto che tu sei nato a Reggio Emilia e Esatto. so che c'è grande rivalità tra le due società, com'è che si vive con questa rivalità comunque? Non so se magari anche con i tuoi amici che giustamente se sei nato a Reggio Emilia magari ti fanno la Reggiana e poi ti trovano Esatto, contro il sì, sì. Modena. No, ma ti dico, la Reggiana, cioè a Reggio la grande rivalità è con Parma, quindi Ok. dai, con Modena ci si vuole più bene, ecco. Ah, dai, dai, meno male, meno male. E infatti mi ricordo con Parma, è stato cos'è, 2 anni fa quando il Parma stava tornando in A, che è stato, mi Sì. ricordo, più di qualche disguido durante la partita. E il compagno di squadra che ti è rimasto nel cuore? No, ce ne sono tanti. Rino Piscopo, che adesso gioca in Australia, No, al Melbourne Victory. Ha ok. fatto i giovanili con me all'Inter. Invece il gol più bello che è nato da un tuo cross? Il gol più bello del mio cross, penso un Padova-Modena. Bel cross ho messo. Ok, io pensavo quello di Minessi di tacco. Anche sì, anche quello. Lì molto merito suo, è stato molto bravo. Vabbè. Qual è l'attaccante invece che più ti ha messo in difficoltà? E, penso poi a un palo al Venezia era molto forte. Sì, Mm. io ho la maglia, una delle mie prime maglie indossate, piccolo fun fact, perché colleziono maglie indossate, e la prima che mi ha dato un giocatore qua in Italia è stato poi a Palo, Hai visto? in Venezia, Feralpisalò, di un po' di anni fa. E invece quello che non vedevi l'ora di affrontare perché sapevi già che sarebbe stata una grande sfida. Vasquez. Ah, beh, Mudo, un altro gran giocatore. Eh. La partita che vorresti rigiocare? Che vorrei rigiocare. eh, ma ti vado indietro. La finale del campionato primavera, quello è stato molto bello. Ok. E invece il treno che ti Ah, sei lasciato... no, perché scusami, non l'ha vinta L'abbiamo Sì, sì. vinta, ma la rigiocherei di nuovo. Ah, la giocheresti Tanto sa che nonostante la l'hai vinci di vinta? nuovo, tanto sa che la vinci è di una nuovo. risposta particolare. Esatto, Di sì, solito uno sì. vorrebbe rigiocare una partita chiaramente che magari non è andata bene. Beh, Invece c'è no, da dire- lui vuole No, giocare invece sapendo di C'è vincere. da dire che quella classe 98 dell'Inter vabbè, era fenomenale. Penso metà squadra sì. giochi in Serie A ancora, perciò... Sì. E invece Poi abbiamo se ti giocato a chiedo... Reggio Emilia, quindi nella mia città, dove sono nato, così, quindi è bellissimo. Un bel ricordo. Se ti dovessi chiedere il treno che ti sei lasciato scappare e che se potessi tornare indietro riprenderesti? Ma probabilmente l'anno dove poi sono rimasto svincolato l'anno scorso e avevo qualche offerta in C che però non mi accontentava, non mi soddisfaceva pieno e forse devo valutarla in modo diverso, però sono contento di aver fatto anche queste decisioni. L'ultima e anche la più scema come sempre, qual è la multa più incredibile che hai visto prendere in uno spogliatoio? Oddio, più incredibile, ma non saprei dirti, no, non ne ho viste di grandi incredibili. Ok, ok. Grossi ritardi, ecco. Ah, grossi ritardi. Vabbè, dai, dai. Beh, il ritardo alla fine, in un modo o nell'altro, si Ma paga sì, e si dai. perdona. Anche perché ormai, cioè, se ci pensi poi il 90% delle multe sono ritardi, Sì, l'8% sì. sono i telefoni che suonano Infatti, e poi, Esatto, e esatto. poi poco altro. Cioè, o però c'hai un infatti pazzo... noi lavoriamo per quel 2% No, qua. certo, bisogna trovarlo quel 2%. Detto questo, io andrei a prendere al volo il prossimo turno del girone D.
dove sappiamo benissimo che c'è il big match tra Lentigione e Desenzano, ma anche il big match appunto tra Pro Palazzola e Pistoiese. Le altre partite invece saranno Correggese e Imolese, Piacenza San Giuliano City, altra grande sfida, Pro Sesto Sasso Marconi, Progresso Cittadella Vis Modena, Sant'Angelo Tropical Coriano, Trevigliese Crema, Tutto Cuoio Rovato Vertovese. Ti chiedo, voi quest'anno state facendo veramente grandissime partite, soprattutto contro le grandi, possiamo dire, del campionato, visto che avete messo il bastone tra le ruote tra andata e ritorno a tutte le prime della classe, e se anche contro questa Pistoiese lanciatissima che arriva da diverse vittorie di fila volete, diciamo, fare quello sgambetto che vi sta riuscendo tanto bene. Ma infatti è stato un po' il nostro limite anche al girone d'andata contro le squadre più piccole, ecco, non blasonate come quelle davanti, e abbiamo trovato qualche difficoltà, però sì, il nostro obiettivo comunque è sempre quello di cercare di far meglio e portare a casa più punti possibili, quindi anche domenica daremo tutto. Anche perché, Nicola, scusami, Sì. incontrano la peggior squadra di questa giornata, dato che c'è anche il big match, chiaramente lo scontro diretto Lentigione e Desenzano, al di fuori che la Pistoiese è una squadra forte tutte le giornate, però sai, sa che deve cogliere sa l'occasione. che deve sfruttare sì. l'occasione, e quindi arriveranno... E invece l'ultima, siccome si sono messi al quarto posto, il graficatore te l'ho fatto fare a te, lo faccio fare anche a Mattioli. Chi è che vince il campionato in percentuale? Secondo te chi è che è favorito? Ma secondo me Desenzano. Desenzano, ok. Mm. Poi seguono più il Pistoiese o più Lentigione? Ma non lo so perché dobbiamo ancora incontrarli al ritorno, e Lentigione gioca molto bene, devo dirti la verità, però comunque alla lunga la Pistoiese ha veramente una rosa molto lunga, e questo può essere un Un gran punto vantaggio. fondamentale. Prima di lasciarti andare via, io ora passo a una cosa che non ho messo d'accordo neanche col regista, complice un mio ritardo oggi. C'è già sotto l'altro ospite? No. Peccato, perché si conoscono, perché hanno giocato insieme all'Inter, sono passati insieme hanno vinto la all'Inter. prima... No, ha vinto la Coppa insieme. Italia Leoni. No, non ha, però me l'ha detto oggi perché l'allenamento mi ha detto che si conoscevano e niente, volevo farvi salutare, ma sarà per la prossima volta. Di conseguenza ti lascio e ti auguro una buona serata, anzi grazie mille per aver partecipato alla trasmissione. Grazie a voi. Grazie a voi. Buona serata, buona serata. Ciao, ciao, ciao. Niente, ho provato questa giocata qua, non mi è riuscita, non mi è riuscita. Ma perché sei in anticipo te o perché in ritardo Leoni? Secondo me è ritardo, perché io le ho detto entra 20:35. Allora è ritardo, vedi, multa, ecco, vedi, multa, che rientrano No, nell'8%. Ricky è un bravo ragazzo, mi dà sempre una mano in tutto e per tutto, dai, non mi permetterei mai. Detto questo, io invece però inizierei a prendere la classifica del girone B, iniziamo a parlare anche di girone B, dell'altra graduatoria che seguiamo da vicino. Folgore Caratese 45, Chievo Verona 40, Brusaporto 37, Villavalle 36, Casatese Merate 35 col Milan Futuro, Caldiero 32, Virtus Ciserano Bergamo 31, Leon, Real Calepina e Oltrepò 30 con l'Oltrepò penalizzato di 3 lunghezze, Scanstrosciate e Breno 28 e poi si apre la zona play-out con Castellanzese 26, Varesina 20, Pavia 17, Nuova Sondrio 16 e Vogherese ultima col meno 2, anche 11 punti. Ricordiamo anche che è stata confermata la vittoria a tavolino per la Folgore Caratese, perciò ormai non c'è più motivo, diciamo, di poter cambiare qualcosa. Allo stesso tempo diamo anche una notizia perché il Chievo oggi ha annunciato l'ennesimo nuovo acquisto, un nuovo under, parliamo di Fabio De Sole che arriva dal Torino Primavera. Perciò l'ennesimo grande colpo, si può dire, per rinforzare il reparto under per una squadra che diciamo che sente come i grandi cacciatori sentano un po' l'odore del sangue della preda, e di conseguenza continuano a cercare di mettere in difficoltà in tutti i modi possibili e immaginabili chiunque sta cercando di mettersi tra loro e poi la vittoria finale. Partiamo, Jacopo, e ti chiedo, ho ancora le domande io. Ah, ok, no, perché se vuoi a questo punto partirei io con le domande. Ah, ora vai tu con le domande. Vai con le domande. Scusi, ma allora, bellissima vittoria della Varesina per 4-1 contro il Villavalle. Ti dico le prossime partite della Varesina che sono Brusaporto, Vogherese, Scanzorosciate, Pavia e Castellanzese. E questo pacchetto di partite finirà il 15 marzo. Pensi che al 15 marzo la Varesina abbia 10 punti in più in classifica in queste 5 partite? La chance è ghiotta.
ghiottissima, perché il Brusaporto è in un momento comunque di appannamento, tutto sommato, perché anche con la Vogrese è vero su un campo difficile, sappiamo per i vari motivi, però ha faticato a trovare poi i 3 punti finali. Poi abbiamo la Vogrese stessa che è la squadra più in difficoltà a mani basse del girone, e poi tutti gli altri sono scontri diretti, insieme alla Castellanzese che è la terza secondo me più in difficoltà del girone. Perciò la possibilità di fare filotto c'è, e di conseguenza di stravolgere la classifica, perché poi si sta sottigliando e si avvicina sempre di più che un play-out si gioca, c'è da vedere l'altro, però sta chiudendo la classifica, diciamo. Secondo me questa Varesina adesso ha la sua occasione. E chiaramente ha il grande vantaggio di recuperare punti in degli scontri diretti che No, quindi infatti, di che valgono conseguenza doppi, iniziano a valere doppi. non fanno guadagnare punti. Sì, perché poi magari una vittoria col Pavia ancora, cioè, butterebbe ancora più in difficoltà, diciamo, la squadra pavese. Sempre restando nelle zone basse, pensi che nel prossimo turno Nuova Sondrio Voghese sia la partita più importante? Io ti dico che è fondamentale per la Nuova Sondrio, però ci sono tantissime partite importanti nel prossimo turno, perché anche sarà scontato, però il sabato sera Caldiero Terme Chievo Verona dice secondo me tantissimo sulla stagione, perché far male al Caldiero sta diventando sempre più difficile, è una squadra che sta trovando tanti risultati utili consecutivi, sono 7, e di conseguenza far male, diciamo, possiamo dire prima dello scontro diretto, è la vera prova del 9 per il Chievo Verona, come ho già detto lunedì. Sono tante le sfide. Ritornando su Nuova Sondrio Vogherese, ti dico che è soprattutto per la Vogherese magari è un'ultima chiamata, anche se ormai è già veramente tanto difficile. Per la Nuova Sondrio è la chiamata invece che non può sbagliare per dar vita definitivamente al suo campionato, perché poi una vittoria vorrebbe dire il sorpasso, l'arrivare finalmente nella zona play-out che hanno inseguito da tantissimo tempo, almeno momentaneo, ecco, poi c'è sempre a vedere cosa farà il Pavia. Dato che hai citato allora anche la partita del Chievo a Caldiero, ti chiedo se secondo te sia il Chievo che la Folgore Caratese vinceranno le loro rispettive partite questo turno. Ti dico che la Folgore Caratese col Pavia secondo me non è una partita facile, perché Pavia ha bisogno disperato di punti, e perciò ormai è quella situazione in cui ogni occasione è quella decisiva, è quella giusta per collezionare il risultato per farcela, passami il termine, per iniziare a muovere la classifica. E il Chievo secondo me sì, la Folgore Caratese più ni che sì, però sono 2 partite difficili, cioè secondo me saranno tutte e 2 partite da, passami il termine, handicap 1x, nel senso non molto equilibrate. Secondo te il terzino che si trova contro Douglas Costa sarà contento per averci giocato contro o sarà disperato? Secondo me sarà super excited. Certo. Cioè, comunque dai. Però se dopo 10 minuti ti rendi conto che non lo becchi mai. Lo so, però come quando ti ricapita, dai. No, infatti secondo me c'è comunque anche una parte positiva. Ultimamente si inizia, cioè, perché poi ci si confronta e si pensa che Mister Didu non voglia cambiare, proprio stravolgere modulo, perciò giocherà sotto punta. Di conseguenza saranno i mediani, i centrali, certo. che dovranno, però... Vabbè, facciamo comunque il suo diretto rivale in campo. Sì, no, è logico, però dai, è una cosa ruolo che ti rimane, ti resta lì, certo. te la porterai indietro per sempre, perciò immagino... sicuramente sarà un bel ricordo. Non vedi l'ora, ma è anche il bello è proprio quello. In realtà, secondo me porterà tanti giocatori sai quando si dice la partita della vita? Certo. Ecco, secondo me spesso capiterà una cosa del genere, motivo per cui Douglas Costa deve far benissimo ormai Certo. A proposito di Douglas Costa, hai pensato di portarlo come ospite a Calcio Vero? Sì. Grande. No, per continuare, non pensi che tutte queste domande sul Chievo su Douglas Costa iniziano a essere un po' troppe? Sono tantissime, però Douglas Costa Calcio Vero lo vogliamo portare, dai, Douglas Costa qua, non so neanche qua, gli faccio fare 20 minuti di quello che mi vuole dire, gli diamo probabilmente niente. Carta bianca, vabbè, lui può parlarmi anche di quello che mangerà la sera successivamente alla puntata. Vabbè. Ti piacerebbe se le domande fossero finite? No. Mi diverto, infatti attacco finite. io. attacchi. Poi abbiamo l'ospite. E ti chiedo subito, Jacopo, chi è che retrocede nel girone B? 4 nomi secchi. Ai. Vogherese sicuramente. Io ti metto dentro il Pavia, secondo me retrocede. E l'altra se la giocano... È difficile, Lo so. Nuova Sondrio, Pavia, la verità è che sono tutte squadre che potrebbero retrocedere. Però pensare che in questo momento Varesina, Pavia, Nuova Sondrio, di darle come retrocesse
è difficile. La Varesina dipenderà tanto dalle prossime 5 partite. Secondo me, se devo dire la mia, io più passano le giornate, e lo dico sempre, ma poi non me ne vogliono i neroverdi di Castellanza. Certo. Però se devo dirne 4, probabilmente la Castellanzese nelle 4 ad oggi ce la metto. Poi magari mi sorprende, però ad oggi ce la potrei mettere. Però secondo me sta passando semplicemente un periodo negativo in realtà di una Lo so. stagione positiva alla fine, fino a 2 settimane fa, chiaramente. Sì, no, infatti, proprio più che altro sono tutte troppo vicine le squadre, perciò in un attimo cambia tutto. E te ne chiedo un'altra. Quali squadre giocheranno i play-out? Allora... E quanti se ne giocheranno? Sì, perché sul playout secondo me un playout si gioca. Ok. Io penso che in realtà il Pavia faccia fatica a fare punti da qua a fine della stagione, perché poi più vanno avanti le giornate, più la pressione di non dover sbagliare aumenta, e più quando sei in quella situazione poi devi anche un po' pescare, magari se hai un po' di fortuna, devi capitarti l'episodio tante volte magari per farti girare un po' Pavia ha aggiunto 2 nuovi giocatori, Polizzi e Bassanini. Bassanini, un giocatore che 2 anni fa sembrava essere il nuovo enfant prodige del Piacenza, del calcio, non dico italiano, però del calcio dilettantistico, e ora è a Pavia per recuperare e ritrovare quello che non è riuscito ad essere, perché comunque parliamo di un calciatore che da sotto età, il primo anno era addirittura sotto età under, ho messo a referto 6 gol e 4 assist, 6 gol e 6 assist col Piacenza in metà stagione, infatti era stato, cioè tuttora è sotto contratto con il Pisa in Serie B, in Serie A. Però io sono sempre un po' dell'idea che poi il singolo non prevalga mai sul sistema totale. Sì, no, vero, cioè, ma poi ripeto, se hai un buon sistema e metti dentro un singolo importante, chiaramente lo porta a rendere e anche a rendere più di quello che potrebbe, ma un singolo importante all'interno di un sistema non funzionante per me non fa funzionare il sistema. Sì, no, io lo dicevo soltanto per fare i meriti con Pavia per questa operazione, perché a me Bassanini è un giocatore che piace tanto e perciò comunque doveva tornare in D, l'hai preso tu, bravi, punto. E l'ultimissima, poi andiamo dall'ospite, cioè poi introduciamo l'ospite, scusa l'ospite anche, visto che immagino ci sta sentendo già da sotto. Già ride. E chiedo invece, visto che tu a D-Time hai detto che vince la Folgore Caratese per te, ti chiedo invece, oltre Chievo, le altre 3 che vanno ai playoff. Io metto la Casatese, metto il Milan Futuro, penso che i playoff li faccia. Ok. E il Chievo sarebbe la terza forzata. E tra Villavare e Brusaporto non è una scelta facile. Vero. Ti dico però Brusaporto. Io condivido tutto. Secondo me però non li fa il Milan Futuro alla fine. Sì. Può starci. E vabbè, detto questo iniziamo ad introdurre quello che è il nostro ospite. Parliamo di lui, iniziamo a prendere qualche dato. Riccardo Leoni, classe 1998, arrivato nel corso di questa stagione all'Oltrepo, e sono 8 le presenze, 4 gol subiti ma ben 5 clean sheet, perciò numeri importantissimi possiamo dire. Andiamo a prendere qualche parata. Ora tanto è sotto, perciò mi sente, ti dico questa cosa che fa molto ridere, vediamo i video. Sì. Tu dirai, allora era nata questa cosa che stavano dicendo queste grandi parate prima con l'Oltrepo, ma era nata questa cosa in cui abbiamo l'altro portiere che aveva parato 2 rigori nella prima parte di stagione. E avevo detto io faccio i clean sheet e lui para i rigori. Poi però oggi sono andato a vedere i filmati dell'anno scorso delle migliori parate e ne ha parato 2 rigori. Perciò ora mi sta prendendo in giro? Sa parare anche lui i rigori? Ecco, ora c'è da capire. Glielo chiediamo direttamente a lui? Certo, quale miglior risposta può darci se non gli viene interessato? Ricky, ci stai prendendo in giro o effettivamente i rigori li sai parare? No, è lo studio, ti dico la verità, perché io non sono mai stato un gran pararigori, sono sincero. Intanto buonasera a tutti, prima di tutto. E poi dico la verità, io non sono mai stato un gran pararigori, però l'anno scorso su 3 ne ho parati 2, sì, effettivamente. Però devo dire anche che studio parecchio, nel senso che dai tempi che ormai ho fatto comunque un po' il professionista, diciamo che sono maniacale sotto questo aspetto, non vado mai in campo preparato, cerco sempre di preparare tutto il possibile. E a proposito di portieri che preparano tutto, ti chiedo anche se sei un portiere scaramantico. No, quello no. Cioè, ero tanto scaramantico ai tempi, sì. Poi quando sono andato al sud sono migliorato, e anche crescendo, dico la verità. Ho i miei tic, però scaramanzie no. Cioè, perché loro erano troppo scaramantici, non ti sentivi al loro livello e di conseguenza hai fatto tu un passo indietro. No, è perché probabilmente crescendo capisci che alla fine sono
son piccole cose che però, vabbè, ognuno è libero di fare ciò che vuole, però alla fine basta fare la settimana fatta bene, poi in campo devi essere tranquillo, perché poi secondo me certe cose magari te le trascini in campo e non è neanche troppo positiva come cosa, ecco. Invece iniziamo a parlare di Oltrepo e ti chiedo come ti stai trovando in quello che è a tutti gli effetti il gruppo più giovane d'Italia, tolto il Milan Futuro. Ah, benissimo, ragazzi, da quando sono arrivato intanto inizio precisando che vorrei ringraziare la società e il direttore per la possibilità che mi hanno dato, e il mister Granoce, il mister Giacobbe e tutto lo staff tecnico per la fiducia dimostrata fin dal primo giorno in cui ho messo piede sul campo. E poi vorrei ringraziare appunto i ragazzi perché veramente sono stati eccezionali, come mi hanno fatto sentire nel gruppo subito dal primo secondo, sempre uno di loro come se fossi dal primo giorno di ritiro in squadra, quando invece sono arrivato il 2 dicembre, ecco. E infatti la cosa che volevo aggiungere è come si entra in uno spogliatoio così giovane sapendo che probabilmente sono, diciamo, tu hai vissuto anche spogliatoi importanti perché hai giocato a Avellino e hai giocato campionati di vertice, quando gli equilibri sono così tanto diversi, perché poi penso sia uno spogliatoio un po' atipico rispetto a quelli che hai vissuto probabilmente, quello dell'Oltrepo. Sì, effettivamente è vero, però alla fine fa parte del bagaglio dell'esperienza. Comunque ormai siamo in un'epoca dove il 98 è quasi visto come vecchio, di conseguenza abbiamo maggiore responsabilità e questa cosa, devo dire la verità, mi piace anche perché comunque è è una cosa, è un bagaglio in più che mi porto dietro. Detto anche che però l'anno scorso già eravamo anche a San Donato Tavarnello un gruppo abbastanza giovane, non ero il più vecchio ma ero il terzo più vecchio, quindi anche lì eravamo un gruppo molto giovane ed ero già un po' navigato sotto questo aspetto, però così giovane come quest'anno obiettivamente no, non eravamo così giovani e ti dico la verità, però secondo me l'età è solo un numero, nel senso che i ragazzi, cioè dal primo all'ultimo, sono veramente di una maturità incredibile. Poi ovvio sono sempre ragazzi, quindi non è che si può dire che, però comunque devo dire che in loro vedo grande maturità, grande voglia di fare, secondo me anche data comunque dalla figura del mister, che sicuramente con la sua grande esperienza da giocatore vissuto gli ha inculcato fin dal primo giorno in cui è arrivato, ecco, e loro lo ascoltano per filo e per segno. Io sono curioso perché appunto hai detto che tutti seguono il mister nel gruppo Oltrepo, così io condivido e ho sempre detto che uno dei grandi pregi dell'Oltrepo è proprio il tecnico probabilmente e ti chiedo come il portiere vive il rapporto con il mister, visto che tendenzialmente nel corso della settimana si relaziona più, come hai detto prima, con il mister Giacobbe, cioè quello che è il mister dei portieri, perciò come vivi in relazione diciamo la settimana col mister Granoce e poi invece quanto la vivi con mister Giacobbe. Ah, vabbè, col mister Giacobbe, diciamo ovviamente col preparato dei tuoi portieri in generale c'è proprio un rapporto diverso, perché comunque il portiere è un ruolo a sé, è come quasi facesse un altro sport rispetto al giocatore, perché comunque ci alleniamo da solo, abbiamo la maglietta diversa, siamo sempre in disparte e di Ma poi conseguenza giocano con le questa mani, cosa... cioè, nel senso... Di conseguenza questa cosa è un attimino, cioè è un rapporto diverso ovviamente col preparatore dei portieri, è quasi più paterno, ecco, e il preparatore dei portieri in primis deve farti star bene mentalmente, nel senso che devi sentire la sua fiducia, devi sentire comunque il fatto che lui non vada troppo a sovraccaricare anche nel lavoro settimanale, ma facendo le cose giuste, toccando i tasti giusti, magari essendo sempre molto lineare nei giudizi, non massacrandoti al primo errore e non elogiarti subito alla prima parata che fai, perché comunque il calcio è un filo sottile che passi dall'essere un fenomeno all'essere una cosa che non posso dire, però l'avete capito, e specialmente nel ruolo del portiere che può fare magari 90 minuti una partita incredibile, poi al 91esimo calciano una ciabattata, entra, ti passa sotto le gambe o fai magari una cosa non giusta e inevitabilmente sei il peggiore in campo. Quindi
ci deve sempre essere questo filo sottile. E col mister Granoce invece, devo dire la verità, io con i mister passati in precedenza non ho mai avuto un rapporto così diretto come ho con lui, nel senso che comunque, ripeto, probabilmente lui da ex giocatore, avendo giocato, capisce i ritmi e i momenti di un giocatore, di conseguenza lui ti fa stare bene e ti fa fare ciò che ti senti di fare te. Ovvio, non è che non devi fare niente durante la settimana, per l'amor di Dio. Se magari il martedì sei un po' più stanco, glielo dici e per lui non c'è assolutissimamente il problema. L'importante è dirglielo e la trasparenza, non che, perché secondo me un giocatore quando è in campo deve dare sempre il 120%. Se in quel momento tu non puoi dare il 100%, come durante la domenica, quando il mister ci dice di dare il 120%, quando non ce la si fa più si alza il braccio, c'è un compagno che sta meglio, entra lui. E secondo me anche la settimana è così. E di conseguenza se uno non riesce a dare il massimo perché o è faticato o comunque ha dei problemi a casa o mille altre problematiche, perché comunque siamo tutte persone normali, glielo si dice al mister, il mister sicuramente, in questo caso il mister Granoce, è super, come si può dire, Malleabile. ecco, esattamente, sotto questo aspetto qua, sì. E invece ti volevo chiedere e fare un po' il punto, perché hai detto, cioè, appunto, ti definisci vecchio, che è un po' un paradosso per un ragazzo di 27 anni, secondo me, anche perché non mi voglio sentire vecchio io che ne ho 24. Se inizia a No, sentirti anche vecchio perché io tu, sono del 98, cioè diciamo che sono troppo giovani gli altri, iniziamo a per sentirci piacere. tutti troppo vecchi qua, non è giusto, e poi non è giusto neanche proprio sentirsi vecchi a quest'età, secondo me. E in generale ti voglio chiedere però quanto tu che la vivi in prima persona, la regola del giovane importa possa aver rallentato, accelerato all'inizio, ma rallentato in quest'ultimo periodo un po' la tua carriera, visto che poi soprattutto in Serie D si può dire apertamente, penso il 90% delle squadre giocano con il giocatore giovane in porta, perché sperano che sia il posto dove li faccia meno errori, ecco, diciamo. Guarda, penso che, allora, innanzitutto è una domanda abbastanza dura da fare a un Spinosa. portiere, ti dico la verità, perché non so, non saprei come risponderti e non vorrei essere troppo cattivo. Ovviamente, ti dico la verità, ci siamo passati tutti, perché anch'io comunque ho fatto 2 campionati da giovane, però dico la verità che secondo me, non lo so, 4 erano tanti effettivamente, adesso che ce ne sono 3 è già un po' meglio, però come dici giustamente te, il 90% delle squadre comunque vira sempre sul giovane e poi però vediamo che a ottobre le squadre, quando magari 2 giovani fanno male, virano sempre sull'over. E di conseguenza, devo dirti la verità, non saprei come risponderti. Io il mio processo, io penso che comunque il calcio, la carriera sia fatta di scelte. Io dopo Avellino prima di Avellino venivo da 2 anni titolare la Giana, sono voluto uscire dalla zona di comfort per andare a giocarmi le mie carte in una piazza importante. Ad Avellino ho giocato meno, ho giocato ma ho giocato meno, non ho fatto 2 campionati da titolare ovviamente, però finito l'Avellino io ero convinto che comunque sai, essendo portiere dell'Avellino, comunque sono cresciuto veramente tanto sotto tanti punti di vista a livello umano e a livello anche di campo, però io ho finito quel contratto lì, cioè non ho trovato una squadra che ha creduto in me e di conseguenza io non mi sono abbattuto perché so le mie qualità e ho fatto un passo indietro per magari farne 2 avanti poi e sono sceso 6 mesi in eccellenza per trovare il ritmo partita a Soncino, che tra l'altro spero che mi auguro che continuino così e li ringrazierò sempre perché comunque poi anche quest'anno che sono rimasto svincolato nonostante i numeri dell'anno scorso io sia rimasto anche svincolato anche quest'estate perché appunto c'è sempre questa sorta di regola del giovane in D e poi vabbè avevo avuto dei contatti in Serie C anche abbastanza avviati però alla fine poi non se ne è fatto nulla non per colpa mia però vabbè questo è ripeto io non mi pento di niente non ho assolutamente nessun rimpianto anzi sono grato di essere all'Oltrepo e spero di continuare a far parlare il campo perché alla fine il giudice supremo è lui e
vi ripeto, chi sa e chi vede le partite magari si accorgerà che comunque non ero così finito come la gente pensava che fossi. Ecco, Nico, sì. vorrei aggiungere una cosa perché mi riallaccio a una cosa che ha detto Riccardo dicendo che è sceso per mantenere il ritmo partita. Chiaramente per un portiere, nel senso vedendola da fuori, il ritmo partita sembra quasi una cosa che non esiste, no? Ok? E volevo dire appunto qual è la differenza? Chiaramente il portiere, secondo me, il ritmo partita è più un ritmo mentale quasi, di concentrazione, di stare sul pezzo tutta la partita anche quando tocchi pochi palloni, quando sei poco coinvolto. Se all'interno della sua esperienza di gioco ha mai avuto qualche problema per quanto riguarda magari, che ne so, questo tipo di aspetto nello specifico sulla concentrazione, se fa qualcosa in particolare per mantenersi attivo durante i 90 minuti, ecco. No, allora, sotto l'aspetto sicuramente hai pienamente ragione, che sì, forse mi sono espresso male, ritmo partita ovviamente non per il fatto del fiato, quelle cose lì, ma No, certo. ritmo partita intendevo proprio quello, perché a livello mentale il fatto di saper gestire determinati minuti, perché comunque sai che magari la palla che ti arriva al quinto minuto non è come la palla che ti arriva al 95esimo sull'1-0 per te. Giocare contro magari determinati tipi di squadre quando il punto vale e quando invece devi andare a cercare i 3 punti, ma io quello che intendevo più che altro era proprio un ritmo partita, ma il fatto delle letture del campo, perché il portiere vive di quello. Anche il semplice lancio lungo dalla difesa che ti arriva, il fatto che comunque devi anticipare i compagni, devi dare una mano, devi stare alto, e comunque sono cose che non puoi allenare durante la settimana, perché alla fine il portiere, se uno ci pensa, dice ma sì, vabbè, va in porta, para, se c'ha le mani bene, se non c'ha le mani non para. Invece non è così, il portiere è molto un lavoro mentale e quindi va allenato anche quello. È più difficile sicuramente, però va allenato tutto, non bisogna lasciare niente al caso, ecco. E invece tornando all'Oltrepo, Riccardo è esordito giovanissimo perché in Serie D è esordito a 17 anni, che è un po'... 16. 16, ok, scusa, che è un po', che è un po' la situazione che vivono un sacco di ragazzi all'Oltrepo, perché penso ad Agogliati così, e ti chiedo invece da portiere a portiere, perché qual è un consiglio che vuoi dare a chi si trova magari a dover, che in Serie D capita spesso, di difendere porte anche magari di piazze importanti a un'età giovanissima, sapendo che poi alla fine è brutto da dire, però il portiere, come hai detto anche tu prima, è quello che prende i primi insulti, le prime, perché alla fine è quello su cui è più facile scaricare le colpe tendenzialmente. Sicuramente ai giovani, cioè, oddio, giovani, ai ragazzi di oggi sicuramente imputo il fatto che comunque ascoltano poco, nel senso che secondo me loro pensano di avere tutto pronto e loro giocando una partita pensano di essere, non mi sto riferendo a qualcuno in particolare, sto No, no. parlando della generazione in generale, che rispetto alla mia, anche se abbiamo, non lo so, rispetto magari a dei 2006 di oggi ho 8 anni di differenza, però io vedo una enorme differenza rispetto a quella che era la mia annata, perché veramente è una cosa che quasi non si può spiegare, nel senso che comunque noi anche andando in prima squadra magari cioè, avevamo quella voglia di ascoltare tutto, apprendere fino al primo esercizio che si faceva, come metteva in piede il campo il portiere vecchio o comunque a rubare più informazioni possibili, mentre io ho questa fame nei ragazzi di oggi non la vedo, che secondo me probabilmente è proprio dovuta a questa cosa che loro, cioè, vuoi o non vuoi, devono giocare, punto. E secondo me c'era questa regola anche con me, però era diversa. Forse noi eravamo un po' più delle spugne, ecco, nel senso che ricevevamo meglio i messaggi e c'era un po' più donnismo anche ai tempi. Adesso probabilmente anche per via degli spogliatoi comunque un po' più giovani, sempre per via di queste regole o comunque anche perché vuoi o non vuoi le società fanno determinate scelte. C'è questa voglia di imparare che un po' viene a mancare, ecco. E il consiglio che posso dare a un portiere giovane è di non farsi prendere dall'entusiasmo, nel senso di
avere sempre, ripeto, un filo sottile dove aggrapparsi, perché comunque, ripeto, passi che magari l'esordio lo fai benissimo, la seconda partita fai l'uscita a vuoto e diventi un cannello. Di conseguenza, ripeto, continuare a lavorare e giocare più partite possibili, sfruttare il momento per poi provare a fare il salto più in alto possibile, perché poi davvero quando rimani in queste categorie che poi finisce la regola dell'under è veramente dura, perché io, come me, ci sono tanti altri portieri validissimi che purtroppo o dobbiamo andare a giocare in categorie minori, oppure magari alcuni smettono anche perché poi non hanno la testa o non hanno la volontà o fanno altre scelte di vita, ecco. E io, ripeto, avevo fatto questa scelta, però non in tanti avrebbero fatto come me, ecco. Invece io ora voglio fare un passo indietro nella carriera, perché tu hai giocato sia nell'Inter primavera che nell'Avellino, perciò le ultime due domande prima del quizzone, cioè poi ci sarà anche quella sul prossimo turno. La prima è sull'Avellino, è come è stato vivere delle stagioni in un ambiente del genere, in una squadra del genere, in una piazza del genere, che comunque è una città che vive attorno alla squadra tutta la settimana. E ti faccio rispondere, poi vado con l'altra, con l'Inter. Questa è una grandissima domanda, perché ti dico, io a Avellino penso di essere cambiato totalmente, sia come persona ma come giocatore, perché come persona comunque esperienza veramente comunque lontano da casa, tifoseria vera, giochi per vincere campionati importanti, lì veramente senti proprio l'amore della gente per la maglia, cioè è proprio una passione carnale, e io certe emozioni penso che farò fatica a ritrovarle, ma anche in piazze, secondo me, magari un giorno dovessi finire in piazze importanti, però veramente Avellino è un qualcosa di indescrivibile, hanno un tifo che è di un caloroso che non si può descrivere. Poi io ho trovato un allenatore come Mister Braglia, che è esperto della categoria, un gruppo fantastico che abbiamo ancora oggi, infatti, perché veramente eravamo una famiglia, ognuno remava dalla stessa parte, e infatti avremmo meritato di più di una semplice semifinale playoff persa al ritorno col Padova. Però devo dire la verità, io a Avellino posso solo dire che bene, perché è stata un'esperienza totale sotto tutti i punti di vista, anche sotto l'aspetto umano, ripeto, sono cresciuto veramente tanto, ho capito quali sono le vere amicizie, perché comunque da lì ero un attimino, diciamo, punzecchiato, nel senso che mi avevano detto no, ma rimani alla Giana perché comunque è la zona di comfort, lì giochi titolare, perché vai ad Avellino con un ruolo di secondo piano. Comunque se uno non si mette in gioco in determinate piazze, ripeto, non è che la Giana mi stava stretta, però comunque sai, giocare davanti a 1000 persone, giocare davanti a 10.000 tutte le domeniche, che magari in 5.000 vengono a vedere gli allenamenti del mercoledì, comunque quando vai al San Nicola di Bari, vai al Barbera di Palermo, vai a giocare, ti ripeto, determinati tipi di campionati, è tutta un'altra cosa. Poi, ripeto, io ad Avellino ho instaurato dei rapporti importanti con i due portieri che c'erano in rosa, Pasquale Pane e Francesco Forte, che sono come i miei fratelli maggiori, e li sento anche tutt'oggi. E anche Mister Pagotto posso solo che ringraziarlo, perché veramente mi hanno dato tanto e mi hanno dato un sacco di fiducia. E invece ora, passando all'Inter, ti voglio chiedere com'è stato comunque giocare per l'Inter, e soprattutto essere arrivato, diciamo, a un passo, ma poi magari da quello che è il sogno di molti, perché poi dalla primavera c'è la prima squadra, quella è la realtà. E soprattutto ti chiedo se poi, abbiamo parlato anche prima con Mattioli, poi non eri arrivato in tempo, perciò non ho fatto in tempo a farti fare il saluto. E quando giochi in una squadra del genere, che nel corso degli anni poi si dimostra essere una delle giovanili forse più storie, una delle società giovanili più più storiche e più forti dell'ultimo periodo, perché metà squadra praticamente gioca nei professionisti tuttora, se non di più, e moltissimi giocano proprio in Serie A, in Serie B.
ti chiedo come si vive quando poi devi rifare il passo indietro, rimetterti in gioco e riuscire, diciamo, da quello che ti sembrava essere magari l'aver toccato il cielo con un dito. Ma guarda, ti ripeto, è una questione di mentalità, perché io anche sotto l'aspetto dell'Inter, diciamo che sono cresciuto in una maniera diversa rispetto all'Avellino, proprio perché avendo 17 anni, quando sono andato, ero ancora un ragazzino e diciamo che ne sono uscito maturo, nel senso che comunque dipende sempre da come la prendi. Probabilmente la mia generazione era una generazione, come ti dicevo, come vi dicevo prima, che era più propensa all'apprendere, nel senso che noi magari uscivi dalla primavera e comunque ti accontentavi se magari ti dicevano dai rimani a fare fuori quota in primavera, e invece io ho fatto un altro determinato tipo di scelta, nel senso che appunto io ho vissuto l'annata dei 97, quindi cioè, giocatori folli, incredibili, Radu, Di Gregorio in porta, per dirti, per farti due nomi Sì, sì, sì. a caso, Di Marco di anche, cui no? Di Marco, c'era Ray Manai, c'era Pinamonti, posso Certo. andare avanti fino a domani mattina e penso che facciamo una top 11, però effettivamente poi vabbè, mister Vecchi come allenatore, Brivio, preparatore dei portieri, ripeto, veramente giocatori di alto livello e sicuramente fare questo passaggio dalla primavera o comunque da un settore giovanile come quello dell'Inter che è forte, ha delle strutture incredibili, a passare magari in una società di Serie D, perché comunque alla fine se non c'hai il contratto devi andare in Serie D per giocare, perché se no ti sbattono in un qualche prestito in Serie C, inizi a girare e poi non sai che fine farai. Però detto ciò, ripeto, è una questione di mentalità, devi mentalizzarti sul fatto che se tu vuoi diventare giocatore devi andare a calcare anche certi determinati tipi di campi, non devi pensare che l'Inter sia un punto di arrivo, ma semplicemente un punto di partenza e una scuola per far sì che comunque ti porti un'esperienza in un determinato tipo di società che magari non ha lo stesso tipo di strutture, ecco. E io infatti avevo fatto questa scelta, l'Inter mi aveva proposto di rimanere lì a fare il fuoricorrere in primavera, io non è che non volessi farlo, però comunque avevo questa possibilità di andare a giocare in Serie D alla Pergolettese, che comunque è una società importante a cui io sono forse la società a cui sono più legato per la buonanima di Cesare Fogliazza, che è era una persona splendida, per la società tutta e anche per i tifosi che sento anche tutt'oggi, anche perché sono a 20 minuti da casa ed è la società a cui sono più affezionato. Io avevo questa opportunità qua di andare ed effettivamente tutti mi hanno dato del matto, ma io ho rifiutato di rimanere in primavera a fare il fuoriquota per appunto andare a giocare un campionato di primo ruolo in Serie D alla Pergolettese, probabilmente poi visto la mia carriera, tra virgolette, quel piccolo che ho fatto, non ho poi così sbagliato, perché comunque magari è gente che è rimasta fuori quota in primavera, poi adesso gioca in eccellenza oppure ha smesso di giocare a calcio, non denigrando l'eccellenza ovviamente, No, perché no, comunque logico, c'è logico. stato, io ripeto. E l'ultimissima al volo, risposta secca, ma voi della classe, quando hai giocato in quella primavera, eravate consapevoli di essere così tanto forti, anche se non eravate ancora nessuno, secondo tu, cioè come Chi squadra? 97? Sì, E la primavera sì, dici? Sì, sì, perché comunque c'è il Di Marco della situazione, cioè, lo vedevi che aveva un'altra marcia, ma lo stesso Ray Manai, cioè, Di Gregorio, Radu, li vedevi che certi giocatori, Pinamonti, li vedevi che avevano una cilindrata diversa e poi non si accontentavano mai perché poi appunto c'era Vecchi che era un sergente, secondo me uno degli allenatori più bravi che abbia mai avuto e veramente sapeva tirare fuori il massimo da te. E sì, comunque ripeto, anche il fatto della mentalità, loro comunque sapevano che potevano diventare qualcuno e poi lo sono diventati perché comunque hanno anche la testa, ecco, perché senza di quella
non fai molta strada, ecco. Anche perché poi alla fine, scusa Nicola se intervengo, giocare nella primavera dell'Inter, sì è vero, alla fine sei al passaggio più vicino di giocare nell'Inter, se vogliamo così vederla, ma in realtà ci passa Sì, no, beh, un oceano no, tra giocare nella primavera dell'Inter sì. e avverare veramente Pensavo quello su Di che Marco che sono dovuti passare anni su anni prima di vederlo certo, con la maglia dell'Inter. e poi arriva e si deve tenere No, comunque, infatti. sai, quello che Poi si parti, è anzi, guadagnato. molto spesso quando arrivi alla primavera dell'Inter parti con tutta la sfiducia del caso, perché è sempre più bello avere il giocatore che è costato 20 milioni, che arriva a giocarti a centrocampo, piuttosto, beh, basti vedere Stankovic quest'anno, ora Certo. non per fare una critica all'Inter, però ha comprato Diouf, ha speso 25 milioni e ora quest'estate andrà a riprendere Stankovic e deve vendere Diouf probabilmente perché non sa dove metterlo. La realtà è invece ce l'aveva in casa il giocatore che poteva fare già il titolare a centrocampo No, per tutta certo, la stagione. assolutamente. Io volevo fare, scusami, l'ultima Sì. cosa, solo una domanda velocissima, in realtà da risposta o A o B. Se da portiere, facciamo finta che domani sta giocando una finale di Champions League, ok? Preferisce fare una parata stile, non so, Giulio Cesar su Messi e salvare il risultato, oppure fare, che ne so, corner, gol da portiere per vincere la coppa? No, la parata, La tutta la parata. vita. Ok. Sì, sì. Però sarebbe più iconico il gol. Esatto, Eh, no, Sì, mi aspettavo sì, più titubare di però più. per il portiere il fatto di togliere la palla dalla porta è un qualcosa che se non sei portiere non puoi no, davvero. Certo. immagino. Vai, ora andiamo col quizzone. Vada, Ci siamo, vada, ci siamo. vada. Allora, sia Gabri, Franceschini che Darian hanno fatto 5 su 7, perciò sta a te adesso batterli. Ah, c'è la gara interna. E infatti quando viene quello dell'altro palo lo metto sempre ultimo. Quanti clean sheet hai conquistato nella tua prima stagione con il San Colombano? Madonna, sono passati 10 anni sono passati. No, anni di più, 12. Vedi a giocare da giovane? Perché sei più sulle nuvole. Clean sheet, ti dico la verità, io ho 16 anni non li contavo, adesso inizio a contarli. Da quando ho iniziato a capire un attimino dei punti, forse 3 ne ho fatti. Giusto. Mamma mia. Questa è la più difficile, è incredibile questa Ma qua. sì, qua ha tirato la preghiera però, Qual è il calciatore più anziano dell'Oltrepo, escluso te, ad aver esordito in campionato oggi, cioè a far parte della rosa? Della nostra rosa? Sì. Il più vecchio? Sì. Villo? No, qua è sbagliato. È Francia. Ah, Qua Villo domanda... non è Eh È sì. 2002. Sì, no, Villo è 2004, Francia è gennaio 2002. Qua non la guardi la distinta, Ricky, male, eh? No, sincero no. Non la faccio più perché tanto non la guardi, che la faccio a fare la domenica. Niente, mia. passiamo alla terza. La terza che questa anche qua è tosta. Darian ci è cascato, ci ha regalato una perla incredibile. Qual è il santo patrono della città di Broni? Me l'ha detto mia mamma settimana scorsa. Non me Pensa lo un po'. ricordo. San Contardo. Giusto, Ah. giusto. Darian ha detto Catenacci, ti dico solo questo. È stata ad oggi la miglior risposta mai data nel gioco, Beh, è vero, giusto, approvo. In quel calciatore c'è, sì, vabbè, in quell'Avellino, in quel giocato c'è un calciatore che attualmente milita in Serie A. Di chi stiamo parlando? Vabbè, Albi, Dossena. Giusto. Facile. E lì io mi collego e ti chiedo che giocatore era Dossena e soprattutto se si vedeva già, nonostante fosse 2 categorie sotto, che avrebbe fatto una carriera di quel tipo, di quel livello che sta facendo adesso. Allora, a parte che io con Albi sono di parte perché sono amico, ma tanto amico, e anche perché vivevamo insieme quasi ad Avellino. Detto ciò, ti devo dire la verità, Albi fino al primo anno, fino alla penultima giornata di campionato di regular season, non ha mai giocato. Ha iniziato a giocare perché si è fatto male il difensore centrale che era titolare. Mm-hmm. Lui ha giocato, ha fatto bene, ha dimostrato che comunque allenandosi si è fatto trovare pronto e ha lavorato fisicamente e appunto poi i playoff li ha giocati lui e poi appunto, ha spiccato il volo perché poi vabbè tra rinnovo di contratto e tutto ha fatto vedere le sue qualità
è andato a Cagliari il primo anno, non ha giocato fino a quando non è arrivato Ranieri, e poi Ranieri gli ha dato fiducia totale nella difesa del Cagliari, e poi appunto hanno vinto i playoff col Bari, e poi ha giocato in A col Cagliari, adesso è andato a Como, adesso è tornato in prestito al Cagliari. Sì, Però devo dire la verità, Albi a livello mentale è un giocatore forte, ma poi anche fisicamente strutturato. Doveva solo credere un po' di più nei suoi mezzi. Ecco, all'inizio probabilmente non sapeva neanche lui quanto era forte, ma era un po' sfiduciato. Però poi quando è entrato in campo lui si vedeva che faceva un altro sport. Tornando al nostro quizzone, sei vincitore della Coppa Italia Primavera, ti ricordi ancora contro chi era la finale e di conseguenza il risultato esatto? Sì, con la Juve, 2-1. Ok. 2-1, 0-0 all'andata all'Allianz Stadium, 2-1 al ritorno. E se dicessi che invece... Doppietta direi. E se dicessi invece che è andato... E da loro gol di Castanos. Sì, vero. Mi ricordo bene, io no, me la ricordo a memoria perché eravamo a San Siro. No, infatti, io mi ricordo bene perché l'ho vista a casa dei miei nonni, però era una delle poche partite che ho giocato a San Siro. E l'allenatore della Juve era Grosso. Pensa te. Quella lì era stata una primavera incredibile quell'anno. Mamma mia, veramente. Ma infatti era stata strapresentata la finale di Coppa Italia, ricordo il fatto che si sia giocata semplicemente a San Siro è Certo. testimone di quanto fosse importante. E quali sono i nostri due migliori marcatori e quanti gol hanno fatto? I nostri? Sì, dell'Oltrepo. Va bene. Darian e Francia. Quanti gol hanno fatto? Darian 7. E France 8. Sbagliato Darian, ne 6 ne ha fatti Darian. 9 ne ha fatti. No, Darian ne ha fatti 6, Francia è giusto. Francia ne ha fatte 8, ma Darian ne ha fatti 6. Niente. Ma perché ho già contato quelli di domenica. Ah. Allora, se domenica fa gol, facciamo che vale la risposta. Ok, va bene. Io ho messo pressione, domani la soffre. L'ultima, nella seconda stagione alla Pergolettese ci sono ben 3 giocatori che attualmente giocano nello stesso girone. Di chi stiamo parlando? Nel secondo anno? Sì. Probabilmente nel girone D. No, ci sono 3 giocatori che giocano nel girone B con te, cioè giocano in altre squadre, sempre nel girone B. Vabbè, uno è Matteo Brero, mio amicone, mio grande amico. Uno è Brero. Sì. E l'altro Carletto, sì. Re Carlo Ferrari. Giusto. Madonna. Giusto. 5 su 7, possibile 6 su 7 in caso di gol domenica contro la Leon. E perciò, a proposito di Leon, prendiamo il prossimo turno. Prima di salutarci, una bella battuta anche sulla prossima partita, perché il prossimo turno del girone B vede Cagliero Chievo Verona, Breno Casatese Merate, Brusa Porto Varesina, Folgore Caratese Pavia, Milan Futuro Virtus Ciserano Bergamo, Nuova Sondrio Vogherese Oltrepo Leon, Real Calepina Castellanzese, Villavalle Scanzo Rosciate. Io chiedo quanto è importante la partita con la Leon e soprattutto, visto che è un'occasione, penso, d'oro per dare finalmente uno stacco a tutta quella zona, diciamo alla zona di play out, visto che lo stacco ipoteticamente poteva essere già dato settimana scorsa, ma poi la penalizzazione in un modo o nell'altro l'ha rallentato. Ma io la penso come il mister, nel senso che alla fine a me la penalizzazione non... Cioè, è come averla, come non averla, nel senso che comunque è un campionato talmente equilibrato che magari ci fa anche bene averla, perché non ci fa, diciamo, dormire sugli allori, ecco. Detto ciò, è immancabile è innegabile che quei 3 punti avrebbero dato ossigeno, però è anche vero che determinati tipi di squadre hanno anche bisogno di uno stimolo in più. Noi sinceramente non ci cambia niente, tanto noi scendiamo tutte le domeniche per vincere più partite possibili. Domenica sarà una battaglia, la Leone è squadra forte, non merita la classifica che ha, secondo me ha valori più alti. Conosco Antonio Palma che giocava con me alla Giana, che è un giocatore importante per la categoria, anzi c'entra quasi poco e niente. Però ripeto, società importante con strutture importanti, l'avevo affrontata in eccellenza io e già comunque sapevo delle loro ambizioni. Ci aspetta una battaglia come tutte in questo girone, perché come hai detto te, passare dai playoff ai playout è un attimo
e poi ci sono 1000 squadre nel calderone e anche il singolo punto fa la differenza. E noi dobbiamo continuare a battere ferro finché è caldo, perché ce lo meritiamo, perché se lo meritano i ragazzi per tutto ciò che danno, per tutto ciò che fanno in allenamento, in settimana, e se lo merita anche lo staff tecnico, tutta la società, perché veramente stiamo facendo e possiamo costruire qualcosa di importante tutti insieme. Grazie mille, questa è una bellissima risposta. Io sono arrivato al momento che ti lascio salutare, ti lascio la tua serata, non ti chiederò i programmi di questa serata nel dettaglio, però ti lascio libero senza problemi. Ciao Ricky. Grazie, ci vediamo domani. Ci vediamo domani. Ciao, 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 ciao. Ciao. E rieccoci qua per questo finale di trasmissione. Anche oggi com'è andata? Sei contento? No, bene, sì, poi Riccardo era una persona, cioè, mi sembrava una persona matura, consapevole delle sue dei propri cose. mezzi, di quello che fa. Sì, assolutamente. Io qua sto facendo dei disastri con i fogli, perché sto vedendo, perché io ho fatto più domande, poi ho detto non le faccio più perché eravamo in ritardo, sto vedendo se alla fine ne ho dimenticata qualcuna. E no, non l'ho dimenticata. Va bene, allora andiamo a vedere i match winner del girone B. C'hai ragione, mi ero visto? dimenticato. Allora, aspetta, match winner, girone B, questi qua, eccoli qua. Abbiamo il dato più incredibile di tutti, Mattia Mauri, un uomo, una sentenza. 4 reti, 4 gol decisivi. Incredibile. E quando ti dicevo il Caldiero non è un po' Mauri dipendente, quello che ha detto lunedì al mister, ma io l'ho detto perché ho visto i dati in realtà. E poi vabbè, perché ho visto anche sul campo, Mauri è un giocatore che quando si accende fa paura. E vabbè, poi Bomber Bonseri una certezza. Viscardi che sta vivendo una stagione, l'abbiamo avuto qua, la prima puntata abbiamo avuto qua Viscardi, sta vivendo una stagione incredibile. Perrotti anche lui con 4, poi abbiamo Chessa, Franceschinis a 3, con anche Siani, Semprini, Costantino e Visinoni che ha firmato proprio nelle ultime ore alla Luparense, perciò cambia girone, saluta il Chievo. Proprio col Chievo ha dato 3 punti importantissimi, non so se ti ricordi, con la Vogherese all'ultimo minuto ha fatto gol, 91esimo, comunque 3 punti che poi se dovessero vincere il campionato diciamo sempre questi 2 punti che ha dato Crescitello. Esatto. Visinoni se è andato alla Luparense. Allora, diciamo che Baselli da Grascosta valgono più di un gol di Visinoni. Vabbè. No. Detto questo, io sono pronto per salutare. Non ho dato neanche un piccolo appunto calcistico. Vabbè, però oggi abbiamo fatto una chiacchiera, una bella chiacchiera col nostro primo ospite, una bella chiacchiera col secondo ospite. Però non ho dato niente delle mie grandi prestazioni calcistiche, avventure incredibili. Oggi è così. Ci siamo un po' addormentati. Io dirò soltanto che visto che c'è il Sant'Angelo nel girone D, vi saluto dicendo che l'ultima squadra con cui ho giocato abbiamo giocato contro il Sant'Angelo, questa Jacopo l'ho già raccontato, abbiamo giocato contro il Sant'Angelo. Stai raccontando una tua cosa? Non ero pronto, scusa. All'andata una grandissima partita, questa è da clip secondo me. Gran partita che sentivamo tantissimo perché poi giocavamo in casa, perciò eravamo tutti, diciamo, comunque perché erano poi persone che ci conoscono, cioè ci conosciamo tutti lì, comunque Sant'Angelo è una cittadina, ma c'era un clima elettrico, possiamo dire. Proprio frizzante, si può dire, quella classica partita che tutti vogliono giocare. Vabbè, comunque inizia la partita, una battaglia, perché il campo era una battaglia, prediligeva una battaglia. 30esimo, il nostro mediano fa un fallaccio, non si sa come, nasce una mezza rissa, espulso solo quello del Sant'Angelo, non so per quale motivo. E ammonito il nostro. Ammonito anche un'altra nostra mezzala, 2 teste abbastanza calde. Andiamo agli spogliatoi, il nostro mister giovanissimo, un mister bravissimo, mister Fabio, ci ha dato una grandissima mano quell'anno, ci ha fatto diventare squadra, secondo me a molti ha fatto diventare uomini. E proprio perché questa era la situazione inizio anno, perché aveva appena iniziato la stagione. Il nostro mister Fabio, non sto scherzando, discorso di Mourinho con Balotelli, Rubin Kazan, passa 14 minuti a dire mi raccomando Marco, mi raccomando Diego, siete ammoniti, 5 minuti, siamo un uomo in più, andiamo avanti, cioè riprendiamo la partita, che eravamo sotto 1-0, riprendiamo la partita, poi vi tolgo, cioè metto le forze fresche perché la andiamo a vincere, mi raccomando non fate cazzate. 46-48, espulsi tutte e 2. Partita che è finita 10-8, è finita 6-1 per il Sant'Angelo, tipo una cosa del genere. Però al ritorno abbiamo vinto. Detto questo, io ora posso salutare tutti e augurare a tutti una buona serata. Spero abbia fatto piacere anche questa puntata, essere stati qua con me questa serata, con me, con Jacopo, con tutti, come sempre. Ricordiamo, io ora sono curioso.
stavo per chiudere, ma martedì inizia una nuova trasmissione. Sì, è vero, inizia il campetto. Qual è il... Diamo uno spoiler a chi ci segue. Esatto, inizia una nuova trasmissione con Claudio Mallamace, e si parlerà di eccellenza e sarà principalmente formata dai telecronisti che vanno sui campi a vedere le partite per parlare appunto di quello che succede in eccellenza. Chiaramente non andrà a parlare degli stessi temi di zona eccellenza con ospiti calciatori e altri protagonisti della categoria, ma è un punto di vista un po' più di chi le partite le guarda piuttosto di chi le gioca, ecco. Perfetto, io sono soddisfatto, abbiamo dato un grande spoiler, ero curioso e lo sapete tutti adesso. Adesso è veramente finita, dai, vi auguro buona serata. Ciao.